Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno 131 e ben trovati a questo nuovo format che si chiama appunto Buongiorno 131, nuovo format che vi accompagnerà durante tutto il campionato dal lunedì al giovedì, ma ovviamente non sarò da solo e faccio entrare Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, nuovo anno, nuova stagione, nuovi esperimenti in casa 131, ci siamo buttati e lanciati in questa nuova rubrica del mattino perché vogliamo stare sempre più vicini alla nostra community, perché vogliamo continuare un po' anche sulla falsa riga delle dirette, no? Anche del ritiro, se ci pensate, il ritiro del Cagliari, diretta mattina, diretta la sera, e insomma iniziamo un po' in punta di piedi subito dopo Ferragosto, quando ancora tanti dei nostri ragazzi e ragazze in generale, no? Insomma, dando tutti per giovani, anche chi magari a livello anagrafico lo è di meno. Tanti sono ancora in vacanza, tanti sono ancora al mare, tra cui insomma possiamo spoilerare, l'abbiamo scritto nel nostro sottopancia, no? Il primo ospite che sarà Enrico Aghiviano, teoricamente collegato dal Poetto, vediamo se effettivamente ha mantenuto la promessa, il decano della stampa sportiva sarda, collaboratore della Nuova Sardegna. E insomma, oggi parte questa nuova avventura, caro Luca, ci siamo noi, cioè io e te in questa prima puntata, magari anche in queste prime settimane, ma questa rubrica nasce con la voglia comunque di essere il contenitore mattutino dello sport sardo, e quindi non ci saremo soltanto noi due, anche in conduzione ci sarà anche Roberto Pina, ci saranno anche gli altri ragazzi della redazione, e chiaramente perché appunto non si parla soltanto di un argomento in questa nuova rubrica, ma essendo 131 la casa dello sport sardo, giustamente secondo me si darà spazio a tutte quelle che sono le realtà sportive isolane. Oggi nello specifico iniziamo, anche per comodità va detto, insomma, dal commento della gara del Cagliari di sabato con Enrico Gabbiano, ma poi ci sarà spazio per il Cagliari Beach Soccer con il suo presidente Manuel Perra, secondo progetto consecutivo nel beach soccer femminile, una realtà nata praticamente quando siamo nati noi, perché il Cagliari Beach Soccer ha iniziato a muovere i primi passi praticamente tra il 2018 e il 2019. Parleremo anche con Manuel. Si sente un po' male? Mi sento male? Adesso bene, vai. È sempre questo sì. il benedetto braccetto. È il benedetto braccetto. Quando io lo chiedo cambia tutto. Esatto. Dicevi nato comunque. Dicevo nato nel praticamente a ridosso del Covid, prima del Covid, ma nato soprattutto dall'idea visionaria appunto di Manuel Perra, ex calciatore professionista, che ha creduto tanto nel beach soccer, scontrandosi anche con le difficoltà a livello proprio di infrastrutture. Ciao Andre. Grande anche il nostro Andrea Ferrari, ci sarà spazio anche per il padel ovviamente. Guardate,
il microfono è senza cavo, difficile cambiare il cavo del microfono stavolta, quindi no, battute a parte, dicevo. Quindi fondamentalmente ci sarà spazio per la Torres, ci sarà spazio per la Serie D, per la Dinamo, per la Raimond, per tutte l'atletica, insomma davvero questa rubrica nasce con la volontà di dare voce allo sport sardo e di farlo come sempre con il nostro modo di raccontare le cose. Faremo anche un po' di rassegna stampa quando ci sarà l'occasione, per esempio oggi lo faremo con Enrico, commenteremo anche il pezzo che ha scritto oggi sulla Nuova Sardegna in edicola, ma in generale, ecco, vogliamo dare un po' di slancio anche a questa nuova stagione, sfruttando il fatto che nel palinsesto di 131 di base di mattina non ci fosse nulla, e quindi no, cioè con un po' anche di sana follia abbiamo deciso di imbarcarci in questa nuova avventura. E specifico, siccome poi in tanti ci chiedevano ma perché non fate podcast, perché non caricate contenuti su Spotify, ecco, questa sarà anche la prima rubrica che caricheremo giornalmente sulla nostra pagina di Spotify, di cui poi metteremo anche chiaramente a disposizione il link. Quindi non solo YouTube, non solo i social, chiamiamoli tradizionali, ma pure il podcast audio con Spotify. Correttamente di tutto quello che ha detto Francesco, qual è l'obiettivo della mattina? Di farci una chiacchierata, visto che comunque che normalmente le dirette vengono in prossimità delle partite, insomma la mattina, chiaramente anche per carburare tutta la giornata, ovviamente parleremo di tutti gli sport, ovviamente ci prendiamo anche il caffè, perché non è un caso, non è un caso, anche perché ci sarà già svegliamo con sfreddato. voi, ecco, mettiamola così, ogni mattina dal lunedì al giovedì faremo questa oretta di chiacchiera e iniziamo, perché comunque sapete che è il mio core business, ovvero il fantacalcio, perché Pensavo alla bellezza. Il fumati a Pascal. No, la tua bellezza. Ah, ma quando mai? Stefano dice oggi asta, finiremo intorno a mezzanotte, perché questa è la settimana che anticipa l'inizio del campionato. Ricordiamo che il Cagliari giocherà domenica alle 18 contro la Fiorentina, ma è soprattutto la prima vera settimana di aste, e per questo mi aggancio a quello che ovviamente ha scritto Stefano: unitevi alla nostra lega Fanta Staccato 131 con parola d'ordine Fanta 131. 5 minuti fa eravamo 299 iscritti, quindi arriviamo facilmente a 300, ma ripeto, l'obiettivo, che magari è anche importante come obiettivo, però io dico possiamo arrivare a 500 squadre, assolutamente, perché ci divertiamo. Intanto per adesso arriviamo a 300, che quel 299 mi infastidisce non poco, ecco. Anche a me. Mi sentite meglio adesso? Ditemi un po' se mi sentite meglio. Io ti sento sempre bene. Ok, perfetto. E allora, diciamo, iniziamo appunto col discorso del fantacalcio, andatevi a iscrivere e poi a fine diretta faremo magari uno spoiler sulla situazione, perché ci sono stati già diversi infortuni. Quindi, Luca, ci Purtroppo. racconti la tua beauty routine dal mattino? Per ora è buongiorno 131, è diventata... Cosa fai della mattina? Buongiorno 131. No, E prende poi... il filtro del caffè e se lo spiaccica tutto in faccia, così resta 12 minuti con il caffè addosso. Insomma, un abbraccio Riccardo, speriamo niente di grave, ovviamente. Esatto. Nicola chiede: ma alto rendimento? No, è esperimento fallito. No, semplicemente la prima parte, diciamo così, del format prevedeva quel tipo di interviste, ma insomma ci sarà spazio più avanti per riprendere o quel discorso nello specifico, quindi per proseguire su quella linea, oppure qualcosa di leggermente diverso. Però ecco, non è un esperimento fallito, tutt'altro, anzi secondo noi è andato molto bene, soprattutto perché poi ci ha permesso, parlo in questo caso, io non mi sono occupato, Roberto e Mario Sanna, però secondo me è stata l'occasione per dare ancora una volta dimostrazione di quello che si può fare quando si lavora in rete, quando si collabora anche con altre realtà, provando anche a sperimentare, a creare qualcosa di nuovo in una terra tradizionalmente non semplice
come la Sardegna, per cui è andata la prima parte, diciamo così, del format, con quelle interviste che trovate comunque sempre sulla nostra pagina YouTube, sul nostro canale YouTube. Vedremo in futuro cosa ci riserverà, ma la nostra volontà è quella di continuare in questa stagione appunto a sperimentare, a creare nuovi contenuti, anche per giustificare. Poi avete visto, no? Abbiamo creato gli abbonamenti sul nostro canale, proprio per giustificare anche l'affetto e tributare il giusto merito, ecco, a coloro che hanno puntato su di noi, che insomma fanno delle donazioni appunto sul nostro canale. Insomma, sarà una nuova stagione. Ecco, ora stiamo iniziando un po' a seminare, Esatto. e a vedere quello che sarà la nuova stagione. Nel frattempo vedo che si è collegato il decano, Ecco. ovvero Enrico Gabbiano, che purtroppo però non vedo, non so se è al poeta. C'è al poeta, Henry? Aspetta, vediamo. Aspetta, ti fa entrare Luca. Aspetta. Eccoci qua. Eccoci. Ok, ti mettiamo così. Mitico. Perfetto, Prova a girare il bravo. telefono, Henry. Gira il È telefono. il solito Luca. Ma perché non mi vedete? E ti vedo in verticale. Si riesce a metterlo in orizzontale? No, No. perché Non ce la fa, altrimenti vabbè. lo devo tenere in mano. Molla di Aici. Aici. No, Lascia no, così, ti non mettiamo ti così, preoccupare. ti mettiamo Non così. si preoccupi. Buongiorno intanto, benvenuto. Sì, dicevo, sono in un noto stabilimento balneare Ah! salveritano. Ecco. E quindi è confermato che sia il poeta. È confermato anche dall'orario, che siamo in diretta. Vedete, Esatto. 10:15 dall'orologio di Enrico, quindi è tutto in Non lo diretta. so, vedete voi. Buongiorno intanto Henry, e Buongiorno, grazie buongiorno. di essere qui con noi in questa prima puntata di Buongiorno 131. Ovviamente parliamo di Cagliari con te, no? Perché chiaramente la partita che si è giocata sabato sera, l'esordio stagionale della squadra di Fabio Pisacane in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Oggi hai scritto, vediamo se riusciamo anche a vedere insomma sullo schermo il tuo articolo di oggi sulla Nuova Sardegna. Eccolo Qua. Esposito Chilixoi, esordio positivo, indicazioni confortanti per l'attacco. Direi che l'attacco era uno dei temi più dibattuti anche durante l'estate in casa Cagliari, e soprattutto sono tante attese sui due nuovi acquisti. Sì, beh, sicuramente è uno degli argomenti anche più dibattuti non solo dalla stampa ma anche dai tifosi. Sicuramente in questi ultimi anni non abbiamo mai avuto un gruppo di attaccanti così interessante, diciamo, perché poi bisogna vedere al battesimo della Serie A cosa succede. E poi c'è sempre, così introducendo un altro argomento legato, il punto di domanda, se effettivamente rimarranno tutti e quattro i giocatori che hanno giocato di punta sabato, oppure qualcuno, specificatamente Piccoli e Luvumbo andranno via. Luca? E quindi ti chiedo, Henry, sul discorso anche relativo al tuo articolo, è ovvio che l'impatto che hanno avuto Esposito e Chilixoi sicuramente ambientale, perché comunque l'ingresso è stato acclamato dai tifosi, però è ovvio che da quando loro sono entrati in campo il Cagliari si è rinvigorito. Abbiamo visto un paio di giocate, abbiamo visto che comunque Esposito ha creato il rigore, poi è sbagliato da Mina, poi Chilixoi ha preso il palo, ci sarebbe stato anche un rigore, diciamo abbastanza ovvio, sempre su Chilixoi, però l'impatto che hanno avuto sicuramente fa ben sperare per il futuro, Henry. Ecco, intanto poi aggiungendo sulla loro prestazione il fatto che entrambi hanno anche segnato il rigore nella lotteria Esatto, nella finale, lotteria finale. e anche quello non è da sottovalutare. Comunque, al di là di tutto, facendo la tara che è l'avversario, era quello che era, squadra promossa in Serie B, eccetera, eccetera, io mi soffermerei sui movimenti che hanno fatto vedere i due giocatori, sono stati entrambi molto interessanti. Esposito come seconda punta, le caratteristiche si sono viste
diverse volte, e Chirixoi da prima punta, perché io un giocatore così bravo nei movimenti in area, anche se insomma ha giocato pochissimo, insomma dobbiamo tornare al miglior Lapadula, ecco, perché io sarò un giornalista vecchio stampa, ma quando c'è un centravanti vero, insomma, la squadra mi entusiasma di più. Beh, anche perché in teoria si dovrebbero fare più gol necessariamente. Ma su questo, e poi passo la parola a Francesco, hai parlato appunto del discorso, sono piccoli Luvumbo, poi sono entrati Chilixo e Esposito, 4-4 attaccanti, oltre Borelli, oltre ovviamente Pavoletti, il rischio è che qualcuno venga ceduto. Però il rischio qual è? Se dovesse essere ceduto Piccoli, a quel punto il ruolo di punta centrale dovrebbe farlo Chilixoi, che detto anche da Pisacane in conferenza stampa nel pre-gara non è ancora in condizione. Quindi sarebbe anche un rischio questa eventuale cessione. Sì, beh, è chiaro, tutto il discorso ruota prevalentemente su Piccoli, sul fatto che ci sono le richieste, sul fatto che il presidente ha detto anche che se arrivasse una offerta irrinunciabile sarebbe difficile appunto respingerla. Si partirebbe con molti punti interrogativi, perché la punta centrale sarebbe Chilixoi, che però ancora deve dimostrare tutto, oppure quando, quando fai un altro tipo di gioco puoi schierare Borrelli, anche lui un po' un'incognita, perché a questi livelli ancora non ha dimostrato granché, oppure il vecchio Pavoletti, quindi sarebbe un salto nel buio. Poi magari va bene e si scopre che Chirixoi è giocatore da 10-12 reti, allora però sarebbe, diciamo, al momento appare un rischio la vendita di Piccoli. Fra? No, è sicuramente un rischio dal punto di vista tecnico, perché comunque parliamo di uno degli attaccanti italiani, innanzitutto, che l'anno scorso ha dimostrato di poter avere davvero potenziale. Quello che aveva fatto intravedere fondamentalmente nella sua carriera nel settore giovanile dell'Atalanta, l'anno scorso a Cagliari ha avuto la possibilità di dimostrare. La mia impressione, poi magari dite anche la vostra su questo, è che soprattutto quest'anno il mercato degli italiani sta prendendo una piega un po' strana, nel senso, due dei migliori giocatori, teoricamente, ognuno nel proprio ruolo, penso a Ruggeri dell'Atalanta, che comunque under 21, giocatore in crescita, duttile e quant'altro, e Raspadori, altro giocatore giovane, duttile, che ha comunque dimostrato di poter essere un giocatore di primo piano nel calcio italiano, sono andati all'Atletico Madrid, che ha speso soldini veri da quel punto di vista, e io non vorrei che Piccoli, con tutto il bene ovviamente che gli si possa volere, non dico che si sia montato la testa, però nel senso che voglia andare subito in qualche modo a fare un salto in avanti. Secondo me invece quest'anno, credo che lo abbia detto Giulini, lo ha detto anche Pisacane, è stato detto più volte, un altro anno a Cagliari da titolare indiscusso, quindi con la fiducia dell'ambiente, con una squadra che gioca per lui, insomma con tutta una serie di condizioni di un certo tipo, secondo me è il passaggio che deve fare. E torno un po' al calcio romantico di quando ero ragazzo io, di quando eravamo più giovani tutti. Cioè il Bobovieri, prima di diventare Bobovieri alla Juve, comunque pane duro ne ha dovuto mangiare. Ha voglia. Cioè, Serie B, Pisa, Venezia, Ravenna, se non ricordo male. Ravenna, ecco. sì, sì. E poi è diventato Vieri. E non è che quando Vieri era un ragazzino del settore giovanile del Torino, aveva esordito in Serie A e quant'altro, non si parlasse bene di Vieri in prospettiva, anzi aveva giocato in tutte le nazionali giovanili, era comunque il figlio di Bob Vieri, quindi insomma certamente non un giocatore qualunque. Ecco, io non vorrei che quest'anno si commettesse l'errore sia da parte di Piccoli che da parte del Cagliari di avere fretta. Cioè secondo me quest'anno lui dovrebbe restare a Cagliari,
continuare il suo percorso di crescita, perché è chiaro che le sirene di mercato, le offerte, la possibilità di essere un giocatore ambito, tutto quello che vogliamo, chiaramente affascina, perché quando ti chiama una squadra come la Fiorentina, giusto per fare un esempio, per rimanere alle ultime voci di mercato, è chiaro che chiunque sia lusingato da questo fatto, però secondo me un altro annetto a Cagliari gli farebbe bene. Però dall'altra parte c'è il discorso anche economico, no, Henry? Perché tu hai speso comunque tanto quest'estate per riscattare 3 giocatori, hai ancora i famosi 6 milioni di Gaviano, sì, di Gaetano. Magari. E Sì, hai 6 non ce l'hai milioni, poi detto. dividiamo. Esatto. Andiamo a Sì. cena e Esatto. dividiamo. Esatto, 6 milioni di Gaetano dall'anno scorso, hai speso comunque per cioè una parte, chiaramente non hai speso tantissimo, però per Foloruncio, per Esposito, per lo stesso Kilixoi, ti sei anche impegnato in vista dell'anno prossimo. È chiaro che qualcosa dovrà uscire, no? Sì. E qualcuno Necessariamente, e infatti su questo già ci sono da anche adesso. un paio di domande, Henry, che ti giro Sì. direttamente. Marco che dice: Enrico, il sacrificato può essere Luvumbo, gira e rigira, potrebbe essere lui e le richieste non mancano. Sì, vabbè, qui probabilmente il primo della lista è lui, perché c'è intanto il fatto che farebbe una plusvalenza il Cagliari su questa cessione, e poi perché c'è sempre il dubbio che magari l'anno prossimo, se Luvumbo non si sveglia un pochettino, la sua quotazione potrebbe appunto scendere ancora. E poi appunto perché c'è la necessità da parte della società di fare cassa. Sulla stessa posizione secondo me c'è anche Zortea. Quindi diciamo che tra Luvumbo, Zortea, si potrebbe tirar fuori una cifra adatta anche a tenere piccoli, ecco. Però rimane sempre la parola del presidente: se arriva l'offerta irrinunciabile, praticamente piccoli verrebbe ceduto, ecco. E mi pare che il Cagliari sia anche nelle condizioni di non poter rinunciare, ovviamente, a un'eventuale offerta. Se parliamo di 25-30 milioni, è ovvio che un giocatore come Piccoli verrebbe venduto. E sono d'accordo anche con Francesco, probabilmente, lo dice anche Stefano, il nostro abbonato, ovvero un altro anno di Piccoli a Cagliari, secondo me sarebbe l'ideale, anche perché se noi vediamo anche la storia di Piccoli, effettivamente solo Nicola lo scorso anno gli ha dato fiducia. Gli altri anni era comunque sempre un'alternativa a gare in corso. L'anno scorso è stato sicuramente un punto saldo del Cagliari. A quel punto, se il primo anno in Serie A, che trovi una squadra che ti dà fiducia, arrivi a 10 gol, fai il secondo anno, Sì. salti di qualità e probabilmente puoi fare una carriera che magari ti meriti. Mi viene a pensare ad esempio a Lorenzo Luca, che comunque ha fatto un po' di gavette, è andato anche in Olanda all'Ajax, poi è andato a Udine, ha fatto 2 anni e il Napoli l'ha preso, 35 milioni. No, tra l'altro un altro aspetto non trascurabile della permanenza di Piccoli a Cagliari sarebbe che potrebbe consentire a Kilixoi di fare una prima stagione abbastanza tranquilla, senza una grossissima responsabilità addosso, perché appunto, come avete detto voi, se il Cagliari vende Piccoli, automaticamente l'attaccante centrale diventa il turco, e sì, potrebbe essere un crack, ma potrebbe essere anche troppo responsabilizzato e magari non riuscire a rendere per il meglio. Quindi fare da chioccia anche a Kilixoi, anche questo non è trascurabile. No, Sì, assolutamente. tra Il l'altro- famoso ambientamento, tra l'altro, Sì, di ma un giocatore esatto, straniero. esatto. Secondo me su Kilixoi c'è anche un altro discorso da dire, che è quello che abbiamo detto anche nel post partita di sabato sera. Cioè bisogna sempre tarare quella che è la prima prestazione, il primo 20 minuti di gioco e quant'altro, perché l'effetto Coman è ancora qui no, che risuona, chiaramente, perché anche Si Coman dimentica. comunque è esordito alla grande gol, sicuramente un giocatore di livello, anche se poi a Cagliari non lo ha dimostrato. È chiaro che questo ragazzo che ha 20 anni
si vede che è un giocatore potenzialmente davvero, davvero devastante, perché in un quarto d'ora, è vero, sempre con una difesa di Serie B all'esordio, quindi insomma anche in una situazione anche ambientale di un certo tipo, però è chiaro che ha fatto vedere di saper giocare a pallone. A lui poi spetterà anche confermare un po' queste prime impressioni. Henry, prima di chiudere, perché appunto ti avevamo promesso un quarto d'ora e giustamente Sì, il anche poeta chiama. anche perché poi alla fine si addormentano gli ascoltatori. Ma direi di no, guarda, direi di no perché stanno aumentando, quindi bene. quello no. Anche Ah. l'effetto del Kabir, come ricorda il nostro Andrea Ferrari. No, il discorso è un po' in generale, perché la partita di sabato ha un po' diviso anche la piazza a livello di aspettative e di risposte, perché forse qualcuno si aspettava già dei passi in avanti superiori rispetto a quelli che invece probabilmente abbiamo visto in campo. Io ieri ho fatto il mio editoriale, ho scritto probabilmente se la partita fosse finita 2-0 nessuno avrebbe avuto niente da ridire, perché comunque il Cagliari, al di là del rigore sbagliato da Mina, le occasioni per farlo il 2-0 ne ha avuto diverse, solo che ancora una volta è stata una squadra sciupona e sprecona, mentre per quanto riguarda la difesa, al di là dell'autorete di De Iola, praticamente non ha quasi mai subito nulla, e tra l'altro il gol se l'è fatto da solo perché è un autogol. Non pensi che ci sia un po' troppa negatività dopo solo un mese e poco più di lavoro? Cioè, nel senso, è una negatività che poi parte forse anche dalle tante aspettative date da questo mercato? Cioè, mi sembra che ci sia un fil rouge tra le due cose. No, vabbè, allora intanto prima di tutto si tratta di calcio balneare e classicamente per quello che io mi sono collegato dal poeta per dimostrare che mi sembra giusto. Comunque coerente. Sì, diciamo che è troppo presto per poter fare una valutazione globale della squadra, anche perché abbiamo degli illustri precedenti sia nel Cagliari che nelle altre squadre, cioè squadre che arrancano all'inizio, che hanno problemi oppure che devono trovare l'assetto giusto, eccetera, e poi magari si scoprono una grande stagione, altre che invece partono col botto e poi invece si afflosciano. Quindi i problemi che hai sottolineato, cioè la difesa da registrare, il centrocampo ancora così, insomma tutte queste cose sono chiaramente migliorabili, saranno migliorate, però sin quando non si fanno 2, 3, 4 partite almeno, senza arrivare alle 10 che aveva invocato Nicola l'anno scorso, però insomma 4-5 partite ci daranno modo davvero a quel punto di criticare o di vedere i punti da migliorare o tracciare un bilancio addirittura positivo. Io sono ottimista, ma prima però bisogna vedere il cammello. Esatto. Va bene, grazie Enrico. Grazie mille, Gabbiano Enrico. della Nuova Sardegna per essersi collegato con noi. Buon mare. Ciao, Perché Buon mare. ciao, invidiamo ciao. Grazie tanto, ancora. Ciao Grande Henry, grazie. Ciao. Grazie di essere stato con noi. Caro Luke, Eccoci qua. prima di appunto poi collegarci con Manuel Per. C'è polemica, c'è Presidente. polemica. Vai. No, aspetta, voglio dire prima una cosa, Vai. di fare polemiche e quant'altro, perché leggevo prima un commento sulla sigla, dov'è che l'ho vista? Eccola qua, Gualtiero, che non dice è ottima l'unico. sigla iniziale, poi fateci sapere anche nei commenti cosa ne pensate della sigla. Vi posso solo dire che è un esperimento anche questo, ma va ringraziato tanto Stefano Alivesi, che tra l'altro è mio cognato nello specifico, ma oltre ad essere mio cognato è soprattutto diplomato in chitarra jazz al Conservatorio di Sassari. Gli abbiamo chiesto di fare insomma
di rivedere un po' questa sigla, di personalizzarla e insomma devo ringraziarlo vuole ancora davvero, la vecchia. davvero tanto. Vecchia Vabbè, ma sigla. guardate che ci Che sarà c'è spazio tutto, anche per la sigla, è la sigla proprio di Buongiorno 131, Esatto, esatto. quindi è proprio una sigla dedicata, quindi quello che vedete che avete visto e che vedrete poi anche dopo, perché spoiler, in chiusura ci sarà la sigla cantata intera, quindi fateci sapere, commentate anche su questo, insomma. Quindi grazie Stefano, davvero. Grazie davvero. Io Vai. più che promossa, perché appena l'ho sentita mi sono alzato dalla sedia. E mia moglie mi ha preso per un pazzo, ovviamente. Diciamo che entra abbastanza in amministrazione. testa. Sì, Diciamo sì, che sì, entra sì. abbastanza in testa. Sono sicuro che ci odierete per Ogni per- mattina lo mettete come perché noi sigla. già ci odiamo da soli in questa Esatto. settimana, 10 giorni di sviluppo no, non è cantata di Leonardo, però Ovviamente poi con grande Roby. va Allora, bene. dicevo, c'è il discorso polemica. Ci sono Vai. due situazioni. La prima, La tua perché presenza. leggo la mia presenza assoluta, che non è assolutamente piaciuta. Io faccio E quindi- polemica con te che ti sei tutto pettinato, ti sei messo, cioè io non Grazie, posso, e devo come vedi. venire. Non posso Come neanche devo abbassare venire? troppo la testa Scusa, perché sennò poi si vede la situazione bisogna pubblica. darsi un tono, altrimenti. Esatto. Sono Va bene, svegliato quindi alle 5 del mattino oggi per pettinarmi. Cosa sei? La Quello. polemica, dicevo, esatto, sul discorso del modulo, sappiamo, perché comunque Pisacane l'ha detto più volte, non leghiamoci a un modulo particolare. Poi, sul discorso della difesa 3, difesa 4, bisogna anche capire che nella sfida contro l'Entella mancava Luperto. Mina sappiamo, lo vediamo anche come gioca Mina, ci sono dei momenti in cui lui deve rallentare il tutto, perché altrimenti non ce la può fare, e questo lo sappiamo già da un anno e mezzo ormai, è ovvio. Sul discorso di Deiola come braccetto destro anziché Pintus, questa probabilmente era una domanda che si poteva fare a Pisacane, però è sempre il solito discorso: metti uno perché non hai messo l'altro, metti l'altro perché non hai messo quell'altro. Secondo me è un giro vorticoso che non serve a nessuno. Quello che si può dire è che sicuramente il Cagliari ha necessità di difensori. Questo mi pare, Francesco, sia l'unica certezza, perché effettivamente anche numericamente mancano. Calcolando anche che vede Zappa comunque come un esterno e non come un braccetto, a quel punto tu chi hai? Mina, Luperto, Pintus? Ma allora, posso dire una cosa su questo? Certo. Che è un po' quello che abbiamo detto anche sabato sera a caldo con Matteo Zizzola ed è un po' quello che ho scritto poi alla fine ieri nella mia analisi. Io credo che il continuo riferimento io faccio con quello che ho a disposizione, la scelta di Deiola dietro i tre e tutte queste prime idee, iniziative prese da Pisacane in difesa, che ricordiamo che Pisacane di mestiere faceva il difensore e che l'anno scorso con la primavera ha fatto della difesa e della fase difensiva la forza principale del suo Cagliari, ok? Quindi non stiamo parlando sicuramente di uno che non è del mestiere, ecco, e non penso che stia sottovalutando pericoli, problemi o quant'altro. Io credo che sia il modo di farli emergere, invece, proprio a 2 settimane dalla fine del mercato. Nel senso, occhio signori, va benissimo l'attacco perché l'attacco andava sistemato, va bene il centrocampo, ma attenzione perché dietro, 1, siamo corti e 2, stanno continuando ad andare via giocatori. Andato via Vietesca, poverino, tra l'altro poi si è anche fatto il crociato, Esatto, quindi si è anche davvero fortunato, esatto. è una sfiga incredibile. Seconda cosa, sta andando via Veroli, che credo che oggi diventerà un giocatore del Palermo. Ok, Pintus, che comunque nei desideri della società resta per allenarsi almeno fino a gennaio con la prima squadra per continuare a imparare, essere un giocatore effettivamente su cui il Cagliari in prospettiva punta, ma probabilmente in questo momento nello specifico ancora non è ritenuto troppo pronto.
e soprattutto, a mio modo di vedere, c'è bisogno di 1/2 giocatori. Quello che stiamo dicendo già da tempo. Non più di 2, secondo me. Cioè un centrale destro e un terzino sinistro, eventualmente di media esperienza, ecco, diciamo così. Cioè che abbia un po' più di esperienza di Idrissi, ma che non sia Spinazzola, ecco, cioè per dire, o comunque un titolare inamovibile, ecco. E tanto per avere un'idea. E ieri leggevo appunto del sondaggio fatto per il difensore del Talleres, Santiago Fernandez, giocatore che mi ricorda Palomino per certi, sono andato a vedere un paio di video, molto bravo in scivolata, molto bravo nel timing anche degli interventi, ma è un giocatore che comunque ha 25-30% al massimo del campionato argentino, quindi cioè, non può essere probabilmente lui, ecco, il nome giusto, però serve un profilo che permetta al Cagliari di poter giocare anche con la difesa 3 qualora dovesse servire, o comunque un backup di Mina nelle volte in cui non ci sarà. Vedo che è collegato Manuel Perra, che salutiamo, lo facciamo entrare. Ciao Manu, ben trovato. Buongiorno a tutti. Chiedo anche a te se riesci a girare il telefono per togliere queste barre nere, sbloccando devi sbloccare la rotazione, che probabilmente ce l'hai impostata così. E dice la chat di Twitch non la leggiamo mai, dice Magico Cagliari. No, come? L'abbiamo messa anche prima. Abbiamo anche letto anche sulla sigla. Perché non la leggiamo? Esatto. Eccolo qua. C'era questa. Eccolo qua. Eccoci. Ciao Manuel. Allora, Perfetto. ovviamente ti abbiamo presentato un po' prima, dicendo presidente del Cagliari Beach Soccer, ex calciatore professionista, amico di 131, perché poi tra l'altro il Cagliari Beach Soccer è nato praticamente quando è nato 131, no? Cioè fondamentalmente le fondamenta sono 2018-2019, giusto? Di questo progetto. Sì, 2018. Esattamente come 131, allora vedi. Da quel punto di vista, e in questi 7 anni direi che insomma qualcosina l'avete fatta, eh? Beh sì, soprattutto per dire che siamo praticamente l'ultima squadra arrivata nel lembo del beach soccer, perché in Italia alla fine quando siamo arrivati noi era già il 20° campionato, quindi era strano che non ci fosse ancora una squadra sarda, qualcuno che rappresentasse la nostra isola. Negli ultimi 3 anni sicuramente siamo presi tante soddisfazioni, abbiamo raggiunto 4 trofei e io ci metto anche le 3 finali perse con l'Under 20, però va bene anche quello, comunque abbiamo giocato sempre contro mostri sacri di questo sport, quindi già arrivare in finale è stata tanta roba. Esatto, chiaramente il Cagliari Beach Soccer, Manuel, nasce con la squadra maschile, ma è con quella femminile che per adesso ha raggiunto i migliori risultati, anche se, apro e chiudo parentesi, siccome appunto io vi seguo e vi ho seguito dall'inizio, credo di poter testimoniare come il processo di crescita e di professionismo, cioè di tendenza al professionismo, stia aumentando anche nella squadra maschile, perché insomma la squadra che avete fatto quest'anno che vi ha permesso di arrivare a playoff scudetto, però ecco la tendenza è sempre quella della crescita. Ora in questo momento ci sono le ragazze che, come vediamo anche dalle grafiche, no? Doppio scudetto di fila, tra l'altro con dei volti che a Cagliari per il calcio femminile rappresentano una certezza. Penso a Fabiana Vecchione e non soltanto, tante giocatrici del Cagliari femminile di calcio a 5. Mi sembra che questa tendenza verso la crescita, no, sia importante anche proprio per il movimento sardo, perché voi avete in qualche modo scoperchiato un po' il vaso, no? Cioè grazie a voi poi si pensa e si può fare beach soccer in Sardegna, o sbaglio? Sì, no, hai detto bene. Guarda, 7 anni fa quando siamo partiti dovevo spiegare bene cosa fosse il beach soccer. Calcio sulla sabbia, ci sono 2 porte, 5 contro 5.
Invece già da 3 anni a questa parte la gente comincia a sapere e associare subito il beach soccer ai Cagliari. Questo sicuramente grazie al lavoro che abbiamo fatto, ai trofei che hai vinto, che purtroppo serve anche questo per farsi conoscere. Però la soddisfazione più grande è quella, quando vai a parlare adesso con tutti praticamente nel Cagliaritano, ma diciamo anche in tutta la Sardegna. Ormai siamo riconosciuti. Speriamo che possa crescere ancora di più. Le basi ci sono, purtroppo ci sono solo i problemi per gli impianti, e questa è una lotta che sto facendo da 7 anni e spero che si smuova qualcosa nel breve possibile. Lo dico ogni anno, però la speranza è l'ultima a morire, perché sicuramente in Sardegna lo potremmo fare come sport tutto l'anno, e lo puoi affiancare sicuramente alle scuole calcio con il calcio, con il calcio a 5, essendo anche molto propedeutico. Prima di passare la parola a Luca, che sicuramente avrà tante domande e tante curiosità da farti, proprio su questo discorso delle strutture, Manuel, perché noi abbiamo, ti ricorderai, no? Abbiamo fatto la prima intervista, era 2019, o primavera estate 2019, in uno stabilimento del Poetto, in cui avevate fatto poi di fatto il vostro primo quartier generale per appunto cercare di sensibilizzare anche la città, non soltanto la città, ma anche proprio le istituzioni. Da allora mi sembra che comunque una crescita, oltre ai risultati, ci sia stata anche a livello di organizzazione, perché prima tu hai fatto dal nulla questa società, ricordiamolo, questa avventura, questa follia in qualche modo, ed è anche per questo che io personalmente sono molto legato al Cagliari Beach Soccer, perché in tante cose vedo un po' il percorso di visionario che abbiamo avuto noi con 131, e un po' come per noi, anche per voi, chiaramente, cioè ogni anno uno step in più, uno step in avanti in più. Siete partiti con i talenti del calcio sardo, quelli che di fatto poi in qualche modo appunto giocavano a calcio a 5 fondamentalmente, e poi vi siete buttati anche voi invece in questa realtà del beach soccer internazionale. Spieghiamolo un po' anche a chi non lo segue spesso, perché magari qualcuno dice: ma come? Vecchione, per esempio, stava giocando, ha vinto lo scudetto col Cagliari, poi una settimana dopo è andata a giocare con una squadra polacca, 2 settimane dopo è andata in Russia, 4 settimane dopo in Turchia. Ecco, spieghiamo un po' anche come funziona un po' la logica del beach soccer a livello internazionale. Sì, diciamo che si racchiude tutto in 3-4 mesi, quindi la Federazione Mondiale, la Beach Soccer Worldwide, lascia spazio di potersi tesserare con più società, quindi giocando tra virgolette poco in Italia o comunque in tutti i paesi, dà la possibilità ai giocatori per allenarsi, per giocare anche in virtù delle nazionali, di poter essere tesserate anche con altre squadre. Questo è un pro per i giocatori, un po' contro per le squadre, che magari si perdono giocatrici o giocatori che vanno a giocare in altri paesi per poi rientrare in Italia, magari si rischia qualche infortunio o qualche acciacco, però insomma è bello anche per quello, comunque permette di poter viaggiare tanto e basta. Noi abbiamo fatto con loro, con le ragazze, già 2 anni di seguito la Champions League del beach soccer in Portogallo, una manifestazione bellissima con più di 30 squadre da tutta Europa, e quest'anno siamo riusciti a passare il turno e poi speriamo piano piano di poter alzare anche quella coppa, anche se è molto difficile, però. Ecco, noi ci tenevamo ad avere Emanuele oggi in questa prima puntata, proprio perché di fatto, come dicevo ieri quando ci siamo sentiti, Emanuele, siete la squadra che ha portato l'ultimo titolo di fatto in ordine cronologico in Sardegna, e appunto stiamo vedendo appunto la grafica della Serie A di beach soccer, campione Serie d'Italia, cioè portare uno scudetto a Cagliari e in Sardegna comunque sappiamo quanto sia difficile, sia quando c'è un pallone da calcio, comunque da beach che rotola, ma un po' in generale, no? Penso alla Dinamo, Sassari nel basket, così come un po' in tutte le altre realtà. Luca, passo a te e poi Infatti, io ho un po' di domande, Manuel, per di farti magari le ultime domande sul Cagliari, che so che segui assolutamente. Ti chiedo sul discorso del beach soccer, abbiamo visto un po'
le ragazze che comunque sono da 2 anni campioni d'Italia, quale può essere il futuro? Quali sono gli obiettivi? Hai parlato di strutture, sicuramente quello di migliorare le strutture, ma anche magari migliorare anche la stagione temporale in una regione come la Sardegna, che comunque diciamo che secondo me si potrebbe giocare tranquillamente tutto l'anno. Ci Sì, sono è il dei prossimo. limiti nazionali oppure si potrebbe fare? No, no, si potrebbe sicuramente fare, attuare, creando molti tornei durante l'anno, o essere pionieri magari del primo campionato invernale, diventiamo tipo in Argentina, clausura, apertura, tutto quel casino Esatto. che fanno là. Sicuramente le basi ci possono essere, anche perché per essere uno sport vero, secondo me, bisogna partire dai più giovani, dai più piccolini, proprio in tenera età, che poi saranno o i prossimi giocatori o i prossimi affezionati di questo sport. Eh, quindi io ce la sto mettendo tutta, anche perché è uno sport che piace molto. I bambini appena li metti sulla sabbia con la musica a due Infatti. porte, si svenano, per le poche diciamo, manifestazioni che facciamo per il momento, ma non c'è un bambino che non si è divertito sulla sabbia, quindi sicuramente è da tenere in grande considerazione questo, e cerchiamo, insomma, il campo è la prima cosa, perché i giovani sono il futuro. Anche perché noi quando eravamo piccoli comunque mettavamo 2 pantofole per fare le porte ed erano quelle Guarda, partite infinite di 2 o 3 ore. sicuro, solo che lo chiamavamo giochiamo a calcio in spiaggia, però invece Esatto. in realtà penso che in Sardegna tutti abbiamo giocato almeno Ma una volta a sì, beach soccer, perché un pallone e la sabbia e comunque lo sport è il beach soccer, quindi penso che anche voi avete fatto beach soccer. assolutamente, assolutamente. Invece sul Infatti. discorso, io voglio andare adesso sul discorso del Cagliari, ti chiedo un'idea che ti sei fatto della partita di sabato e in generale di questo precampionato alla prima di Pisacane su una panchina in Serie A. Beh, sicuramente magari noi sempre da tifosi ci aspettiamo sempre qualche cosa in più anche degli amichevoli, siamo pronti a condannare qualsiasi prestazione che non sia un 3-0. Però secondo me bisogna sempre pensare che. Non ti sentiamo più? Non Abbiamo so. perso Manuel, Sì. non Fa quello sentiamo che più può. l'audio. Ok, Ora ok, sì. ora sì, ora sì, ora sì. Ora sì. Non mi sente più, ma. Ora sì, No, ora ti ti sentiamo. Ora sentiamo. sì. Ora sì. Quindi, mi sentite? Sì, sì, perfetto. Ah, ok. Quindi, insomma, la squadra è come al solito per salvarsi, e dobbiamo essere consci di questo. Sicuramente è arrivato qualche giocatore di spicco in più che può dare una grossa mano alla squadra, e speriamo di soffrire meno degli altri anni. Che impatto ti hanno dato Esposito e Kilixoi? Chirisoi è sicuramente un giocatore che può far divertire i tifosi, che alla fine forse il Cagliari ha anche bisogno, o il tifoso, di vedere qualche giocata più estrosa, un po' di fantasia che manca forse da tanti anni. Sicuramente è un ottimo giocatore. Poi arrivare in Italia è sicuramente un campionato diverso e non è facile l'ambientamento. Speriamo che per lui non ci sia, che si trovi subito bene e riesca a essere subito decisivo per il Cagliari, ed Esposito ha dimostrato di avere delle ottime qualità. Speriamo che faccia l'ulteriore step per diventare un giocatore completo quest'anno a Cagliari. Perfetto. Fra? Invece su Pisacane cosa dici? Pisacane ovviamente è un'incognita, ha fatto molto bene in primavera, sicuramente Giulini ha valutato bene, vedendolo anche da dentro, come uomo soprattutto, che ci tiene molto il presidente Giulini, è da fargli solo un in bocca al lupo, perché purtroppo è il primo anno, dalla primavera, dall'Under 20 alla prima squadra cambia il mondo. Però insomma la voglia ce l'ha, è anche competente sicuramente. Speriamo che ci faccia soffrire meno quest'anno. No, ti faccio una battuta che è una provocazione allo stesso tempo, nel senso che stiamo vedendo appunto il Cagliari giocare chiaramente con la maglia rossoblu, il tuo Cagliari gioca con la maglia rossoblu, ma è un rossoblu leggermente diverso, diciamo così, no? Cioè nel senso, ti piacerebbe se il Cagliari ti dicesse: oh Manuel, guarda, abbiamo visto
quanto buon lavoro stiate facendo voi nel Cagliari Beach Soccer. Perché non facciamo una partnership, che fondamentalmente è quello che poi è stato fatto col Cagliari Calcio a 5 femminile, perché parlavamo prima di Vecchione e compagnia, di fatto è un po' quello, cioè col fatto che il Cagliari presta in qualche modo il proprio marchio a una società comunque a sé stante, appunto in una situazione di partnership. Cioè, quindi ti chiedo, quanto ti piacerebbe l'anno prossimo andare insomma, ai vari tornei nazionali, magari indossare il rosso-blu del Cagliari Calcio e non solo quello del Cagliari Beach Soccer, che è nobilissimo, ci mancherebbe, però siccome appunto non sei un tifoso banale, immagino che ti renderebbe anche abbastanza orgoglioso. Sì, bravo, guarda, fino a 2 anni fa ero molto, e lo sono ancora, geloso del logo nostro, del Cagliari Beach Soccer, perché è praticamente un figlio, una figlia per me. Però negli ultimi 2 anni non nascondo che l'orgoglio sarebbe talmente grande che sicuramente ci ho pensato. Ho abbozzato, anche devo essere sincero, le prime interlocuzioni, perché credo che sia un connubio perfetto e anche un cerchio che si chiude per il Cagliari, perché avrebbe così il calcio a 5, calcio a 11 e il beach soccer, le tre discipline della FIGC, e noi sicuramente dal canto nostro potremmo dare quella visibilità, tra virgolette, estiva, dove tutto è fermo, dai una continuità di gioco, comunque fai partite, fai campionati e Certo. diciamo che non intralciamo il loro percorso, quindi sicuramente per me ci sono tutti i presupposti per far sì che questo piccolo mio sogno ora si possa realizzare. Speriamo. Allora, guarda, Speriamo. io dico, ci proveremo anche noi un po' a sensibilizzare un po' questa situazione, perché credo, appunto, poi Catania, adesso non so se ancora, però fino a qualche anno fa era un'unica, a due squadre, perché c'era il Catania proprio, Catania Calcio, Sì. diciamo così, cioè Catania Vabbè, c'è la Lazio lo stesso, che è una appunto. polisportiva, quindi sono associati anche loro. Però diciamo che qua in Sardegna siamo praticamente uno stato a parte, sicuramente potrebbe essere la prima, il Cagliari, ad avere le 3 discipline della FIGC, e ne avrebbe una che si gioca sulla sabbia E e si sul gioca allo mare, quindi scudetto, diciamolo, si gioca Diciamo diciamolo, che ma scudetto, esatto, sicuramente che si gioca che allo non fa mai scudetto. male, infatti. Che Direi. quindi sicuramente, magari sul calcio 11 bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, però sai, comunque Nel frattempo nel possiamo frattempo appunto c'è certo, ci sempre sta. il beach soccer. Va bene, Manuel, grazie davvero di essere intervenuto quest'oggi, ti auguriamo il meglio, ma lo sai, cioè io sono di parte, quindi da quel punto di vista Grazie mille per l'invito, sono è il vostro primo stato tifoso. piacevolissimo. Va Buon bene, ci lavoro e buona vediamo giornata a presto. tutti. Grazie A mille, presto. A Manuel. presto. Grazie, buon Grazie. lavoro. Buon lavoro. Grazie. Buon Ciao, ciao. lavoro. Grazie. Anche a Manuel Perra, presidente del Cagliari Beach Soccer. Siamo praticamente in chiusura, caro Luca. Sì, è volato questo. È volata, sì, come vedi, un'ora alla fine poi è anche breve, cioè se si passa in compagnia tra amici. Sì, no, vedi, insomma, perché effettivamente poi io ci tenevo particolarmente, perché credo che, a parte che appunto ho seguito tutta l'epopea del Cagliari Beach Soccer fin dall'inizio, e quindi so anche quante difficoltà ci siano state e comunque ci siano ancora nel portare avanti un progetto nazionale che parte appunto da una realtà in cui devi creare tutto. E il discorso delle strutture, se ci pensate, è un po' lo stesso che si fa anche nel calcio a 11. Certo. Il problema è atavico. C'è poco Sì, da cioè, fare. purtroppo se non c'è la volontà da parte di chi può effettivamente investire in quelle che sono appunto le nuove strutture e quant'altro, poi diventa anche complesso anche provare a fare i passi in avanti. Io credo che davvero l'opera meritoria del Cagliari Beach Soccer vada sempre sottolineata e pubblicizzata, perché comunque è vero che sì, anche i contratti e tutto stanno crescendo, però come spesso si dà poco spazio a quello che non è solo calcio Certo.
in generale, no? Ed è un po' l'obiettivo che ha appunto Buongiorno 131, ovvero Esatto. quello di ragionare su tutte. Ecco, ringrazio ovviamente il nostro Robby. Volevo sapere da Luca cosa ne pensa del mercato fatto dal Ma se non sa Monte Alma. manco dove gioca il Monte Alma, ma lascia perdere, non Ma sa manco dove gioca. Questa me la ricorderò, me la Io ricorderò posso questa dire di frase. aver visto giocare il Monte Alma contro la Torres, tu no, vedi? Cioè, beh, nell'amichevole, ragazzi. nell'amichevole estiva. Anzi, Tu io non ieri, vedi, se volete, mi non sono vedi. visto un Parma Pescara di Coppa Italia alle ore Per farti 18. del male. Per farti Esatto, del male. perché poi Abbiamo allora, salutato il Cagliari Club Vikings o Vikings certo, dalla certo, Danimarca. L'abbiamo certo, salutato. sì, l'abbiamo salutato. Allora, in chiusura su Fanta 131. siamo arrivati Ripeto, Hai controllato? lo sai che siamo ancora a 2,99? Ragazzi, dai, cioè, ma perché? Cioè, Avete una avuto squadra. un'ora? No, non ce ne sono. No. Allora, mettiamolo. Grande Traccadda, grande, grazie Grazie a mille, te grazie e a mille. tutti gli altri che credono in questo, Grazie. in questo progetto. Noi lo facciamo per voi anche. Bello, che bello. Barca vera in navigazione sul fiordo danese. Beato, ti possiamo dire E io beato. qua con Luca Di Leonardo, pensa Capito? un po' alla vita, veramente. Pensa un po' alla vita, quanto è ingiusta. Come- L'hai finita malissimo, fra. Esatto. Allora, L'hai finita malissimo. parliamo di fantacalcio, dai, che ci Andiamo sono... rit- C'era anche ritor- qualche domanda, se non sbaglio, oggi. Sì. Allora, Vedo quella di questo... Stefano su Dossena, immagino che sia in chiave fantacalcio, perché... Certo, non penso sicuro. che Beh, non sia- penso che sia diventato tifoso del Como. No, Comunque, quindi no, cerca il nome della Lega Fanta staccato 131, inserite la parola d'ordine Fanta 131, ripetiamo, siamo a 299 iscritti, quindi iscrivetevi, fate la squadra perché sta iniziando il campionato. Alla domanda di Stefano, sì, ancora infortunato, penso che potrebbe rientrare tra ottobre e novembre. Queste le ultime conferenze l'ha detto Fabregas. È ovvio che lì dietro hanno comunque preso Ramon, hanno comunque Kempf, c'è Goldaniga, hanno provato anche Van der Bent come difensore centrale, quindi insomma non è detto che Goldaniga sia il titolare una volta che ritornerà, quindi occhio, io per ora non lo prenderei al fantacalcio. Stefano ci chiede, ma il pallone di Galermia è stato ritrovato? È stato ritrovato? È Ce stato l'ha già Zizola messo in all'asta? Olanda, ce l'ha Matteo Zizola in Olanda, ci teneva a regalarlo a Baric, al Grande figlio, Traccada. e quindi... Sì, tra l'altro Traccadda pensa che neanche Luca Di Leonardo ancora ha fatto la squadra. Invece quindi- no, e invece l'ho fatto Ah, l'hai ieri, fatto? sono detto Attenzione! alle 2 del mattino sono andato. Attenzione! Ma sai, allora, lo dico in diretta perché fa ridere. Io Perché? entro, quindi faccio tutta l'asta, quindi questo, E faccio sei iscritto tutto. alla vecchia Lega. minimo. Esatto, no, col team Fanta 131, ho detto no. Grande. E quindi cosa ho fatto? Siccome ormai era fatta, me la sono scritta, ho cancellato Team Fanta 131 e l'ho fatta con tutto Fantacalcio. Sei un grande. Quindi alle Team 2 Fanta sono 131, E beh, Team E Fanta ancora- 131 è di Roby, Roby, Ah, ti devi ok. fare la formazione, ok. Perché tu ce l'hai. Sandrino se l'è già fatta. Andrea non lo so che cosa stia facendo, cosa stiamo facendo anche gli altri Andrea della l'ha già. redazione. Sì, E c'è quindi già. Roby hai Team Fanta 131, ovviamente, è tuo Va bene. quello. Va bene. Ricordi di fare la rosa, di far mercato. No, qui l'ho Va fatto, hai visto, bene. ti ho spiazzato. Hai visto, Mi è non te spiazzato, è l'aspettavi. vero. Mi è spiazzato. Vabbè, allora diamo Fatto qualche io. consiglio non richiesto. No, allora c'è una situazione particolare, nel senso che oggi ci sarà l'esito degli esami di Lukaku e si rischia 3 mesi. E si parla di strappo, quindi nella sfida che è contro l'Olympiacos in amichevole si è fatto male dopo Sì, ma 12 metti la minuti. pagina di tutto Fantacalcio, dai. Grande Daniele, 300esimo, grande. Eccolo, aspetta. Stefano dice che l'ha cambiata 30 volte almeno, io 30 no, però No. 15 probabilmente sì. Eccola qua, 300esima squadra, mitico. Grande. Mitico. Non era a 500 ragazzi, quindi non battiamo la fiacca. Esatto. Allora, ritorniamo a noi. Pellegrino del Parma, ti chiede Gianluca, è da prendere, eh? Dai, rispondi a queste domande, su. E metti la pagina Allora- di Tutto Fantacalcio in condivisione. Fatti anche un po' di pubblicità, cavolo. Cioè, ti devo dire tutto proprio, eh? Cioè, Vabbè, lo sai che sono timido. Quindi Ho non mi capito, faccio però, pubblicità cioè, gratuita. Sono a casa di altri, quindi... no, sei a ovviamente- casa tua, quindi. No, allora, chiaramente su Tutto Fantacalcio trovate tutti gli approfondimenti, guida,
schede giocatore, infortunati e squalificati, probabili formazioni, tutte le news, tutte le amichevoli con i tabellini. Un lavorone è stato fatto, ragazzi, quindi vi dico andatela a controllare. Pellegrino, come ho scritto ieri a Francesco, ho Io sclerato. l'ho preso ieri mattina e poi ha fatto doppietta, così. Esatto, perché era uno dei miei nomi nascosti che non ho fatto da nessuna parte. Ovviamente con la doppietta mi sembra di ricordare, come si chiamava? Piontek del Genoa, ti ricordi? Tripletta alla prima partita in Coppa Italia, non lo conosceva nessuno, è diventato poi uno dei giocatori più pagati. Quindi Pellegrino secondo me verrà pagato proprio per questa doppietta. Ste, vediamo, appena sia anche non c'è ufficialità, Fantacalcio non li mette in lista. Quindi, e poi ti dico, ma sei così convinto che Khedira vada a Udine e sia un buon profilo? Non lo so, non lo so. Sì, Confermo, una sfiga. Però vabbè, dai, Ah. pare che sia meno grave, Andre, sì, di quello sì, che sì, si meno grave fa. del previsto perché, eccolo, dov'è, l'ho messa stamattina al volo, ecco. C'è l'aggiornamento di stamattina, si parla proprio di un indurimento muscolare. Quindi non so se recupererà per la sfida con la Cremonese, vediamo, però pare che non ci sia lesione, quindi questo è già sicuramente una bellissima notizia. Però ragazzi, inizia e quindi prepariamoci a infortuni, mercato, insomma è una situazione particolare. Io Su l'unico Sanabria hai risposto? Dov'era Sanabria? Ha chiesto prima a Stefano, prima di che dire. Eccolo qua, non l'ho visto. Vediamo, vediamo. È anche vero che Nicola pare che ce l'abbia fatta finalmente a riportare nella sua squadra Sanabria. Lo ricordiamo che con Nicola fece l'anno migliore al Genoa. Io parlo di quinto o sesto slot, Ste. Parliamo sempre di alternative. Se lo paghi poco, sì, attenzione. Tra l'altro adesso in lista mi pare che sia anche Domanda 3-4. importante. Domanda importante su questa qua di Gianluca. Sì, le modifica, assolutamente le modifica in base comunque Da qui al all'inizio del cambio di campionato, Sì, 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 qualcosa cioè è già prima che aumentato. inizi, cioè in questa Sì, settimana sì, sì, può sì. già Beh, cambiare. sì, sì, perché ci sono i movimenti di mercato, perché ci sono le partite di Coppa Italia e quindi Pellegrino per dire già lo aumenteranno le 2/3. Allora lo vendo e Quindi, faccio plusvalenza. ma no, ma tienilo, Subito. ancora buono, perché pare sia 13. L'ho preso ieri comunque, la 13, cap. 13, 13. Quindi vediamo un 13. po'. Vogliamo rivedere la mia squadra poi dopo, così per Certo, ridere? sì, sì. Allora poi Vlahovic, vediamo anche altro la mia. tema? Allora vediamo anche la Certo, mia poi. certo. Tema di Vlahovic Vlahovic importante. ha segnato, ragazzi, ha segnato a Bergamo. Vlahovic è la situazione simil Lukman e Dovbik, ovvero giocatori che li pagherete probabilmente poco, perché se si alza il prezzo lasciatelo. Il rischio è che a fine mercato cambino squadra, vadano all'estero, quindi questo è il rischio. Però, ovviamente, se li prendete a un buon prezzo e poi dovessero rimanere, vediamo un attimino. Anche se la Juve è su Colomoni, a David, a Colomoni, Vlahovic ne gioca uno di punta centrale. Tudor gioca col 3-4-2-1, quindi gioca solo con una punta centrale. Quindi occhio anche da questo punto di vista. Allora, che dire in Fanta 10 potrebbe essere un low cost come scommessa? Certo, così sì, assolutamente, low cost scommessa. Io mi sono preso Aslani, se va al Bologna potrebbe far bene, pagato poco perché è ancora all'Inter. Qui sbalenza il campionato, Genozio è entrato in chat. Bellissimo. Grande Allora, direttore. andiamo un po' alle... Dunque, andiamo un po' le rose, mettiamo direttamente qui rose, eccole qua. Poi togliamo, perché poi ne tiene solo uno, ovviamente. Condividi schermo, rose, pack. Allora, come si chiama la tua Fra? Ricordamelo. Ultigara FC. Ah, Ultigara, è vero. Sì. Eccolo qua. Lo mettiamo. Che Tac. svelo per chi non lo sapesse, vuol dire Orziadas, quindi le attini e le anemone, insomma chiamate come volete, in algherese. Allora, in porta abbiamo, vai, porta Napoli. Hai fatto bene. Tra l'altro, Milinkovic Savic a 3 può essere anche Noi un a nome. 4, tu guardi sempre, devi guardare quelle a destra di Ah, condizione valutazione. attuale, ok. Vabbè. Vabbè, 4. Comunque, 4 è un buon portiere. Posso dire? Potete prendervi il primo e il secondo di una big e il terzo prendetevi Milinkovic Savic. Mm. Che potrebbe Invece io penso che diventare dovrò il titolare. cambiare Contini o Contini, che dir si voglia, perché pare che lo diano in B.
Così leggevo Sì. sui siti napoletani. Vabbè, Vabbè. ma lì Amen. puoi prendere anche a uno, vediamo cosa puoi trovare. Allora, hai Cambiasso, vabbè, anche lui ha fatto bene, ha trovato anche la doppietta in amichevole. Del Prato, sicuramente giocatore più che interessante, capitano, 4 gol lo scorso anno. Dumfries, non lo mettiamo in dubbio. Gossens, attenzione che c'era un'offerta dell'Atalanta, però ha preso Zaleschi. Ecco, anche Zaleschi, secondo me può essere una bella chiamata, C'è anche Zaleschi, perché andrà all'Atalanta e Che quindi però è sarà... centrocampista Zaleschi. Sì, però potrebbe Ah. giocare nei due là davanti, Attenzione che Juric potrebbe metterlo come l'ha già schierato Kivu, C'ho già un ovvero nei due là centrocampo. davanti. Centrocampo non Vabbè. lo tocco più. Ah, Io ok, almeno. ok. Hai Io preso almeno. Palma. Bello Palma. Palma ce l'ho l'Udinese. dall'inizio, Ho Bello. preso, allora, guarda, ieri ho preso Idrissi e Dumfries e Pellegrino. Indrissi 3. Era da subito 3, sì, Sì. era da 3. Ramona a 4 e Terracciano, vabbè, nuovo acquisto della Cremonese a 2. Vabbè, che puoi giocare Cambiasso, Dumfries, Del Prato, Gose, sì, il modificatore lo puoi fare. Centrocampo che ha dopo Ebischer, De Bruyne, Liteta, Orsolini, Nico Paz, Stanciu e Tramoni. Beh, vabbè, gli ultimi Scarso tre- gol di gli Stanciu, ultimi tra l'altro in quattro. Coppa Italia. Mamma Non so se mia, l'avete ragazzi, visto. che forte. Domanda. Si è fatto male Lukaku, quindi chi batte i rigori a Napoli? De Bruyne, De Bruyne, bene. sì, senza alcun No, dubbio. visto che li batte lui, li batte Orsolini e a Como li batte Paz? Nico Paz, certo. Allora, certo. benissimo. E occhio che a Genova potrebbe anche batterli Stancio, Molto Attenzione. bene. Quindi De Molto Bruyne, bene. sì, è una bella squadra di rigoristi. E poi c'è anche Tramoni, anche Tramoni potrebbe batterli a Pisa, bisogna vedere con Zola. E poi davanti, vabbè, Berardi bene, Cancellieri, insomma, può essere un'alternativa a Isaksen, David bene, giovane, mitico. Idolo. È già idolo, Abbiamo già detto, giovane del Verona e idolo. Idolo. Ken e Pellegrino, abbiamo l'attacco molto simile, lo sai? Vai. Molto simile. Allora, Politano De Bruyne, dice Enrico sul no. Infatti anch'io ero dubbioso su Politano. Perché non ricordo, sinceramente, vi dico la verità, io non sono un grande amante del calcio inglese, si ritira dopo a Cagliari, sicuro. Dico, non sono un grande amante del calcio inglese, nel senso che non lo guardo, non che non mi piaccia, però... E poi il weekend di solito siamo sempre a lavoro e quindi c'è poco tempo per guardare. No, è che iscrizione gratuita, Carlo, iscrizione gratuita, assolutamente. Quindi non so se poi li battesse lui al City o se li battesse Holland, sinceramente, i rigori. Quindi Forse non sono esperto. più Holland. Però Allora, secondo andiamo. me potrebbe. Andiamo alla mia. Vabbè, io ho fatto il blocco Roma. Difesa Barbieri della Cremonese mi piace tantissimo. Bremer ci riprovo dopo lo scorso anno. Quadrado perché comunque giocherà avanti. L'abbiamo visto anche ieri in Coppa Italia, gioca là davanti nei due. Quindi a supporto di Nzola. Di Marco non si mette in dubbio. Mancini ritrova Gasperini. Rachmani è un mio pupillo. Valeri abbiamo visto ieri 2 assist a Pellegrino. Valeri, grande giocatore. Sì, batte Valeri, poi gli grande angoli, giocatore. batte le punizioni, insomma, lui è Giocatore il terzino sinistro sottovalutato. per eccellenza. Giocatore sottovalutatissimo dalle big. E poi ho preso Daniel Vega che dovrebbe essere il terzino destro del Lecce, titolare a 1 ci può stare. Poi andiamo a centrocampo, l'altro pupillo che è Grombeck, ovviamente Gulmunson che non poteva mancare. Viva Ho il messo- Nord Europa. Ho messo un Dur perché è una bella scommessa, è un centrocampista offensivo della Fiorentina. Paz, Samardzic, occhio che Samardzic, avete visto il gol che ha fatto a Bergamo. Juric Piccolo. potrebbe recuperarlo, Sucic la scommessa, Zaccagni ha fatto il miglior anno con Sarri dei rigoristi, ho preso Zaleschi. Davanti Berardi, Esposito, Giovane, Ken, Pellegrino e Scamacca. Insomma, se Scamacca incrociamo tutto... Tante scommesse, dai, diciamo così. Sì, beh, vabbè, ma è ovvio. Se ti va bene fai una c'è plusvalenza in ogni reparto, fondamentalmente. Io sono andato un po' più sul sicuro, dai. Ma a me piace divertirmi con nomi, anzi la potevo fare anche un po' più, però ho detto poi faccio figuracci e arrivo ultimo in classifica. Quindi, Vabbè, ultimo però- mi sembra difficile. Carlo ci chiede se risulta iscritta alla sua squadra Mina Vagante. Allora, vediamo un po' se ci sei. Ma penso di sì. Facciamo tutto in diretta, ragazzi. Mina perché Vagante Mina Vagante 84. Sei tu, Carlo? Lui? Beh, Dimmi un Carlo po'. Ru 84, sì, Ah, direi sì, che è esatto, lui. esatto. Luca, a metà centrocampo identico. Sì, ma alla fine perché sono quelli i nomi.
Vediamola un Vabbè, po'. ragazzi, a listone è chiaro, è quello che abbiamo detto anche l'anno scorso 1000 volte, cioè nel senso, se vai a listone è chiaro che ci sia questa... Guarda, vi dico già, il prossimo anno, se tutto va bene, diminuiremo il budget a 250. Così, hai già deciso. Che diventa ancora più bello. Sì. Diventano più diverse le squadre. E io non partecipo, Ma allora. che... 300, rimane a 300, lasciate perdere. Allora, no, qui sto abbiamo... scherzando. Come sei Porta- sensibile. Porta Roma e Caprile, vedi? Carlo ha fatto una situazione dove mi tengo la certezza a Roma con Gasperini, però Caprile in certe partite assolutamente schierabile. Tra l'altro a 7 anche un buon prezzo. Bellanova, Dodò, Dumfries, Idrissi, Mina, i due del Cagliari non li metterei. Pezzella, Tavares e Tiago Gabriel, altro del Lecce che è il difensore centrale che gioca al posto di Baschirotto. Bene, mi piace però forse anziché Mina prendere un altro difensore per quella cifra. Bellanova, Dodò, Dumfries è un tridente niente male. E Pezzella ha un so perché. Poi abbiamo Bianco praticamente ceduto in Serie B, se ho capito bene. Fadera, bene, bisogna vedere l'Orientè cosa farà. Folorunso, vabbè, macchina clamorosa. Gaetano, anche qui, due del Cagliari li eviterei. Orsolini bene, Paz bene, Pulisic bene, Zarraga, secondo me a 2 puoi trovare qualcosa di meglio, anche perché è molto indietro Zarraga nel centrocampo dell'Udinese. Davanti Bonni, un po' così, Bonni. David bene, Diao bene, anche se mi dicono da Como che non è stato fatto giocare titolare perché è arrivato tardi nella riunione pre-partita e Fabregas, se avete visto la conferenza stampa post, era abbastanza irato, mettiamola così. Quindi Esposito, vabbè, Esposito l'hanno preso tutti praticamente. Ken Enzola, sì, mi piace. Ripeto, quei doppioni Cagliari li toglierei, puoi trovare qualcosa di meglio. Comunque mi sono fatto lo scudetto con ChatGPT, bellissimo. Quando dovrebbero uscire i biglietti per Cagliari Fiorentina? Non è... Guarda, è roba stanno decidendo come sempre la questione tifosi ospiti. per capirci. essere bloccata. Perché si va comunque verso la chiusura, non è ancora ufficiale, ma si va verso la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita di biglietti ai residenti in provincia di Firenze. Quindi. Però non è ancora ufficiale. L'impressione è quella, cioè non l'impressione, la tendenza, insomma, un po' dovrebbe essere quella, un po' come l'anno scorso. E quindi credo che stiano aspettando provvedimenti da parte della prefettura, insomma, perché poi ho visto che l'ultima determina dell'osservatorio del Viminale non si parlava ancora di Cagliari Fiorentina, immagino che però arriverà in questi giorni anche quella giornata. Sono d'accordo, sì, secondo me la vieteranno. Aspetta che siamo a 301, attenzione. Grande! Bravissimo. Come Barella da Mattarella, bellissimo. Beh, questo è Cinus. Questo è Cinus, Antonio sì? Cinus. Ah sì? Allora fatti vedere. Certo. Vediamo. La Chiedi scelta è quadrato chiedi, ma dovrebbe essere Cinus, perché l'anno scorso aveva quella squadra là, con quel nome lì. Va bene, ragazzi, chiudiamo. Cosa dici, caro Luca? sì. Siamo andati un po' No, lunghi in questa sì, prima sì. puntata, ma anche perché, insomma, era la prima, quindi ci siamo un po'... Aspetta che mi è arrivata una cosa. Vediamo cos'è. Eccolo qua. Beh, anche io adesso posso fare effettivamente il cambio logo, perché il nostro uomo meme mi ha appena omaggiato. Vediamo un po' se la mette. Eccola qua. Bello. Bello. No, male, con appunto la tigna. Non male, grazie uomo meme, adesso la cambio subito, perché io avevo quella col delfino che effettivamente non c'entrerà nulla praticamente. Grandissimo Traccadda. Va bene, grazie Traccadda, grazie chiaramente per la donazione di nuovo, ti ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, ringraziamo Enrico Gaviano e Emanuele Perra, primi ospiti di questo Buongiorno 131, ricordiamo la nuova rubrica dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 11 circa, perché come vedete esatto. 11 puntini. si sfora senza nessun tipo di problema, perché noi vorremmo fare una cosa tipo radio,
però poi alla fine ci siamo anche studiati gli stacchetti. Ciao Nijolas, ben trovato. Ciao Nijolas. Dicevo, ci siamo studiati gli stacchetti, siamo studiati le cose un po' per prendere fiato e quant'altro, però poi alla fine abbiamo visto che oggi siamo andati abbastanza lisci, abbastanza diretti. Non vi riveliamo chi saranno gli ospiti di domani, però insomma stiamo lavorando per avere 2 ospiti interessanti, come tutti, perché insomma non che quelli di oggi fossero di meno, anzi, però come vedete ci sarà spazio per parlare appunto di tutto. Oggi abbiamo parlato di Cagliari calcio e di Cagliari beach soccer, ma nei prossimi giorni ci sarà spazio per il calcio sardo, per la Torres, per il basket, quindi insomma ci sarà modo sicuramente di raccontare un po' tutto. Quindi fateci sapere se vi è piaciuta questa prima puntata. Dateci un feedback, scrivete sotto i commenti. Esatto, dateci dei feedback, anche i commenti nella diretta che poi verrà postata, cioè non della diretta che verrà postata, cioè sulla diretta su YouTube, insomma, tanto per capirci. Stiamo lavorando per voi, Citana, speriamo di no, caro Marcello, non per l'ANAS, ma insomma, perché effettivamente bisogna di avere di essere un po' più affidabili. E niente, chiudiamo, caro Luke, con la sigla, la sigla cantata, a differenza di quella di inizio diretta, con un video ironico, però, insomma, che io non ho ancora visto, attenzione, esatto, quindi, novità anche per me, quindi esatto. Mettetevi comodo. Adesso, esatto, come dice Marcello, mi è arrivata adesso la notifica, ora mi guardo la replica, esatto, buona replica anche a tutti coloro che ci riguarderanno e che ci riascolteranno, perché ricordiamo da oggi questa rubrica, questo nuovo contenuto di 131 va anche in audio, in podcast su Spotify, ce l'avete chiesto in tanti e quindi ci sembrava giusto farlo, ok? Perfetto, ci vediamo domani, ripetiamo, dalle 10 e allora adesso ci godiamo la sigla. Buona giornata a tutti, ciao Fra, grazie ancora a tutti. Ciao ragazzi. A domani, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia. Storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato.
Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.